Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Manetto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che mi contattano, e ce ne sono parecchie, in PVT, pensando che il Marietto abbia tempo da perdere. Perché? Perché magari aprendo le chat dei vari social mi dicono: Buongiorno, scusa se ti disturbo, io vorrei un circuito io vorrei vedere io vorrei su, io vorrei giù, mi piacerebbe sapere di qua di là. Allora, quando contattate il Marietto Veneziano, la Hildegarda, vi abbiamo sempre spiegato in tutte le lingue di questo mondo che finché doniamo sui social, nel sito del capitano o decidiamo noi di fare le sibille interattive gratuite, a questo punto è sempre gratuito, ma quando ci contattate il PVT, se non avete la mano sul borsellino, sappiate che non abbiamo tempo da perdere, perché purtroppo mi capita di ricevere spesso e volentieri persone che pensano che siamo qui a perdere tempo, proprio perché questa ventata di New Age della serie vogliamoci tutti bene, basta dire abracadabra e pinco paglio, che teoricamente le cose si fanno in modo gratis. Cari amici, lo dico, lo ripeto e non lo nego, che se volete intraprendere dei percorsi esoterici importanti che abbiano almeno un riscontro, perché se no, ve l'ho detto tante quelle volte, è come buttare le perle ai porci. Anzi, lo dico, lo ripeto, alcune volte è più una negatività che un vantaggio. Quindi quando entrate in quei social con quelle palle di metallo, vi dicono mettete qui i vostri nomi, cognomi, le date di nascita, il nome dell'amato. Cari amici, vi state legando con magari altre persone che con la vostra vita non funzionano. Cioè, in altre parole, potrebbero essere più danni che utili. Quindi, quando voi contattate il legale monetario veneziano, mi raccomando, dovete pensare che come minimo, dovete fare un consulto perché il Marietto ha tanti committenti, la Hilde ne ha ancora molti di più, la contattano da tutte le parti del mondo. L'unico stato che forse in cui non l'hanno ancora contattata la Hilde è il Polo Nord, ma se no, diciamo che praticamente a livello mondiale la contattano quasi tutto il mondo, no? Quindi, cari miei, se pensate che abbiamo tempo da perdere a rispondere a gente che non ha ancora capito che nell'esoterismo ci vuole competenza, bravura, sapienza, conoscenza, forza animica e investimenti importanti, beh, cari amici, allora non avete ancora capito cos'è l'esoterismo e vi consiglio di andare a guardare le pillole di Hildegard e Maria Treviziano. Se invece volete un consulto professionale dove si valutano strategie minime, e quando dico minime, proprio minime, perché il semplice fatto che se si vuole intraprendere un percorso importante per avvicinare, allontanare, rinforzare, è chiaro che le cose costano, perché solo per fare un sigillo ci vogliono minimo dalle 3 alle 4 ore, più bisogna attendere il giorno, la data, l'orario giusto, insomma, c'è un lavoro immenso per qualsiasi cosa. E perché, ad esempio, mesi fa, ma anche settimane fa, giorni fa, ore fa, mi contattano le persone, c'è qualcosa per avvicinarmi a mio marito. E certo che c'è, ma costa sudore. Se il marito è scappato, ci sarà un perché. Non è che il marito prende sui quattro stracci e cambia l'aria. E tu pensi che basta che uno ti dica picco pacco e il marito torna? Tu pensi che basta fare, battere una mano sulla spalla e dire la parola magica e il marito torna? Bisogna fare dei lavori importanti, perché se no, cari amici, perdete l'asino e anche il carro. Allora, intanto comunque quelle persone che mi seguono, ricordatevi di andare a vedere questo circuito contro la maledizione, i giuramenti e gli incantesimi. Incominciate a lavorare in questa direzione. Stampateli, plastificati in formato 4. Bene, cari amici, grazie di aver ascoltato e buon proseguimento.